Sono state occultate le scritture contabili, è stato aggravato il dissesto di oltre 300.000 euro, è stata distratta l'azienda in favore di un nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc, sono state compiute distrazioni patrimoniali per oltre 150.000 euro, il tutto in danno dei creditori della società dichiarata fallita. Tutte condotte perseguibili, quelle messe in atto dai 3 familiari originari del Veneziano e titolari di una pasticceria nell'Interland trevigiano. L'operazione delle Fiamme Gialle di Treviso volta a contrastare le condotte finalizzate a sottrarre il patrimonio di attività insolventi. La pasticceria infatti è stata pilotata al fallimento e i 3 familiari sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta. È stato creato un importante ammanco di cassa di 150.000 euro giustificato in contabilità con delle causali di fantasia. Inoltre è stata costituita una nuova azienda ad hoc che ha proseguito l'attività economica della pasticceria nella medesima sede. Azienda costituita nel 2010 e dichiarata fallita nel 2022, attività familiare che si è scoperto essere la prosecuzione di una precedente nata intorno ai primi anni 2000. È il classico sistema delle imprese apri e chiudi che vengono portate a cessazione una volta che viene accumulata una particolare entità dei debiti, soprattutto di natura tributaria e contributiva. L'impresa ha subito l'occultamento delle scritture contabili, così impedendo al curatore fallimentare di ricostruire la situazione economica, finanziaria e patrimoniale al momento del fallimento.